benvenuti. Sono in compagnia del dottor Iannotta, ordinario dell'Accademia Nazionale dell'Ulivo. Nella scorsa puntata, in cui è stato affrontato il tema dei parassiti dell'olivo, avevamo preannunciato che oggi avremmo parlato dei danni che essi provocano direttamente o indirettamente sulla qualità dell'olio. Dottore Iannotta, qualità a cui tendono i produttori ancora più della quantità, è vero? Sì, è vero. In questi ultimi tempi, in questi ultimi decenni, direi, ormai l'obiettivo preeminente dei produttori olivicoli, calabresi e non, è diventata la qualità dell'olio più che la quantità. E questo è dovuto al fatto che la competitività sul mercato da parte dell'olio è basata proprio su queste caratteristiche. Anche perché gli studi che nel frattempo sono stati fatti hanno evidenziato, diciamo, tutti gli effetti benefici di queste sostanze contenute all'interno dell'olio ai fini salutistici e ai fini del benessere dell'uomo. Quindi si pensa che questa sia la chiave di volta per poter svoltare sul mercato effettivamente e poter andare oltre quella che era la competitività di una volta per quanto riguarda il mercato dell'olio e soprattutto anche poi poterlo certificare questa qualità. Quindi diciamo, è diventata la cosa più importante. A tal proposito, tra i parassiti entomatici, quali sono i più dannosi? Allora, tra i parassiti endomatici il più dannoso ovviamente rimane la mosca dell'olivo. Poi ci sono altri insetti minori che, diciamo, toccano il frutto e quindi come tale potrebbero influire sulla qualità dell'olio. Ma, diciamo, la cosa più importante è quella della mosca delle olive. Dal punto di vista endomatico degli insetti. Poi naturalmente c'è tutta la parte delle patologie, anche quelle, soprattutto quelle che riguardano i patogeni che attaccano il frutto, che ovviamente comportano un'alterazione negativa dell'olio. La mosca delle olive provoca danni ingentissimi, sia in forma diretta sia in forma indiretta. Ecco, se praticamente sappiamo noi che per fare un olio di qualità bisogna partire da olive sane. Se il regista ci manda le diapositive, allora cominciamo a vedere che praticamente nessuna buona qualità può essere ottenuta se le olive non sono sane. Le olive sono spesso alterate, vediamo la diapositiva successiva, che riguarda sia diciamo, gli aspetti endomatici, quindi la mosca che vedete giù in basso, sia le patologie come per esempio il marciume dei frutti e la lebbra soprattutto, che è fra quelle che maggiormente incidono nella qualità dell'olio. Andando alla successiva abbiamo visto, possiamo vedere riassunti diciamo, tutti i temi che riguardano l'alterazione della qualità dell'olio sotto gli attacchi della mosca delle olive e sono dirette e indirette. Sulla sinistra esistono tutte le alterazioni dirette, a cominciare diciamo, dall'aumento dell'acidità libera, l'aumento dei perossidi, l'alterazione della composizione acidica, la diminuzione dei polifenoli totali, l'alterazione diciamo, degli steroli, soprattutto il beta-sitosterolo, che deve essere necessariamente superiore a 93, invece in presenza di attacchi di mosca questo valore percentuale diminuisce al di sotto di quello previsto. Poi ci sono variazioni negative al Rancimat, che è la prova che sta a testimoniare sulla conservabilità dell'olio, oltre naturalmente all'aumento dell'assorbanza degli ultravioletti, cioè il delta K, l'alterazione delle componenti volatili, quindi il profumo e tutto il bouquet dell'olio che viene alterato, oltre naturalmente all'alterazione delle caratteristiche organolettiche che sono poi in definitiva le più importanti perché sono quelle che diciamo, rendono il gusto dell'olio particolarmente pregiato. E infine ovviamente si riscontra anche una diminuzione della resina perché una parte di olio viene praticamente eliminata dalle larve, viene consumata dalle larve e quindi la troviamo in meno nell'olio. Tra le forme
indiretta invece vedete sulla destra è la presenza possibile di residui tossici di sostanze chimiche non gradite, non tollerate, che purtroppo si rendono necessarie nella lotta alla mosca. Quindi nel momento in cui facciamo la lotta alla mosca poi dobbiamo avere anche questi aspetti. Questo naturalmente fa riferimento alla sicurezza del prodotto, come abbiamo visto quando abbiamo parlato di qualità in generale, che la qualità è fatta da tante sfaccettature, la prima della quale è naturalmente la sicurezza del prodotto, nel senso che deve essere un prodotto salubre, un prodotto sano, un prodotto che apporta benefici e benessere a chi consuma questo prodotto agroalimentare piuttosto che minacce tossicologiche. Ecco, e questo diciamo poi sono le condizioni della mosca delle olive. Tra i patogeni invece, quali sono quelli che attaccano i frutti e quindi vanno ad alterare la qualità dell'olio? Ecco, tra i patogeni, lo dicevamo poc'anzi, lo stavamo accennando, ci sono alcune malattie, alcune sindromi che interessano direttamente le drupe e quindi alterano i frutti e conseguentemente poi alterano anche la qualità dell'olio. Nella diapositiva che segue noi possiamo un po' inquadrare quelle che sono le maggiori fitopatie dell'olivo, interessanti diciamo i frutti, e quindi se il regista ci manda la diapositiva, eccola, possiamo lì vedere, diciamo, sintetizzate. Nella parte alta sono tutte quelle relative al marciume dei frutti, mentre nella parte bassa sono quelle riferite alla lebbra. Questi patogeni, queste malattie, diciamo, sono dannose in diversa misura, perché quelle attaccate, diciamo, dal marciume dei frutti provocano una minore alterazione dell'olio, provocano invece una maggiore alterazione dell'aspetto estetico e naturalmente rendono il prodotto inutilizzabile sotto l'aspetto delle olive da tavola. Mentre invece le drupe attaccate dalla lebbra sono quelle che provocano, diciamo, le maggiori alterazioni dell'olio e a volte lo rendono addirittura non commerciabile, tanto sono alterate questi oli sotto diversi aspetti. Nella diapositiva che segue è rappresentata, diciamo, come l'andamento dell'infezione man mano che aumenta percentualmente l'infezione, soprattutto di lebbra, come abbiamo visto, fa aumentare i parametri commerciali dell'olio, ossia l'acidità libera e il numero di perossidi, che aumentano notevolmente fino a sfondare, diciamo, quelli che sono i limiti ammessi dalle normative, per esempio come quelle dell'olio extravergine d'olivo, senza contare quelle dell'olio IGP, dove sono ancora più restrittivi. Lo stesso numero di perossidi che indica le perossidazioni e quindi tutti gli aspetti negativi della degenerazione cellulare, anche quelle, diciamo, sono soggette ad aumento, e anche in questo caso con l'aumentare dell'infezione si sfonda il limite di 20, che è il limite massimo consentito per un numero di perossidi in un olio decentemente qualitativo. La linea blu invece, che vedete impicchiata nel grafico, sta a indicare i polifenoli, che scendono paurosamente con l'avanzare dell'infezione, e anche in questo caso i polifenoli sono diciamo quegli antiossidanti che noi vogliamo all'interno dell'olio, perché queste sostanze fenoliche sono non solo le responsabili della qualità organolettica, quindi conferiscono l'amaro, il piccante, il gusto di fruttato, i sentori dell'olio, ma anche, diciamo, conferiscono questi aspetti salutistici, perché questi antiossidanti impediscono le ossidazioni e quindi, diciamo, portano notevoli benefici all'uomo, quali quelli per esempio del rallentamento dell'invecchiamento delle cellule e dell'annullamento dei radicali liberi che si liberano all'interno. In pratica queste sostanze impediscono l'ossidazione cellulare e quindi come tale preservano molte malattie. Quindi noi li vogliamo alte queste sostanze fenoliche, addirittura negli oli di grande qualità vogliamo che siano superiori a 200 parti per milione rispetto a 1 grammo di polpo. In questo caso abbiamo visto che scendono notevolmente. Nella prossima diapositiva possiamo vedere invece, diciamo, quello che accade alle olive da tavola, perché praticamente le olive da tavola
Sono un aspetto molto importante della produzione olivicola, soprattutto in Calabria, dove gran parte delle cultivar esistenti sono cultivar a duplice attitudine, cioè si possono utilizzare sia per l'estrazione dell'olio sia per il consumo diretto da tavola. È ovvio che la presenza di questi parassiti, siano essi endomatici o patogene o patologiche, ecco, provocano alterazioni, diciamo, sulla epidermide di queste drupe che rendono, diciamo, il prodotto inutilizzabile dal punto di vista delle olive da tavola. Bene, un'ultima domanda, dottor Iannotta. Quali sono gli aspetti della qualità che interessano maggiormente i consumatori? Gli aspetti della qualità sono diversi che interessano i consumatori, a cominciare, diciamo, da quelli commerciali, quindi acidità, numero di perosside e costanti spettrofotometriche, che sono i primi parametri che vengono presi in considerazione nella commercializzazione dell'olio. Quindi i produttori sono molto attenti a questi aspetti commerciali. Poi naturalmente ci sono gli aspetti salutistici, alcune di queste sostanze addirittura sono chiamate nutraceutiche perché permettono di avere, diciamo, un'azione farmaceutica preventiva rispetto a determinate patologie dell'uomo e quindi come tale conferiscono un particolare pregio all'olio. Naturalmente non possiamo prescindere da quelle che sono le caratteristiche sensoriali di un olio, che deve essere particolarmente pregiato, deve avere delle caratteristiche organolettiche molto importanti e deve avere un punteggio di almeno 7 al panel test. Il panel test è un gruppo di assaggiatori che si riuniscono per giudicare e per valutare la qualità dell'olio. E poi diciamo anche gli aspetti nutrizionali sono molto importanti, soprattutto la composizione acidica, gli acidi grassi. Io a questo proposito vorrei sottolineare come l'importanza di questi acidi grassi dell'olio d'oliva abbiano, diciamo, nell'ambito della dieta di ciascuno di noi. Adesso io vi faccio vedere l'ultima diapositiva in cui compaiono i nomi di questi integratori alimentari che sono, come vedete, l'omega 3, l'omega 6 e l'omega 9. Sono dei prodotti che noi andiamo ad acquistare in farmacia oppure in parafarmacia per integrare la nostra dieta. Sono sostanze estremamente positive. Queste sostanze sono naturalmente contenute nell'olio d'oliva, soprattutto quelle di qualità. Per cui in una dieta corretta dove si faccia uso di olio di oliva di qualità non c'è bisogno di ricorrere agli integratori alimentari. Perfetto, grazie dottor Iannotta sempre per la sua preparazione. Noi vi salutiamo e ci rivediamo nella prossima puntata di Agricoltura. Amici telespettatori, benvenuti a una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica curata da Feder Terziaria Agricoltura sul mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare in genere, ma soprattutto sul mondo delle nuove opportunità per i nostri territori e per i nostri giovani. Proprio per questo tema è venuto oggi a trovarci il dottor Antonello Rispoli, che è responsabile del programma dell'ente microcredito e del programma IESAI Startup Calabria. Dottore Rispoli, benvenuto. Visto che noi già con IESAI Startup abbiamo fatto uno speciale tempo fa, vogliamo proprio approfondire questo tema per i nostri giovani. Qual è il ruolo dell'ente microcredito nell'ambito del programma IESAI Startup? Grazie intanto per l'invito e per l'opportunità di diffondere quella che è diventato una buona prassi non solo a livello italiano ma anche a livello comunitario. Il progetto IESAI Startup è un progetto che nasce da un accordo istituzionale tra l'Ente Nazionale Microcredito e ANPAL, l'Agenzia per le Politiche Attive per il Lavoro. La Regione Calabria, a distanza di qualche mese, lo ha fatto suo ed è nato il progetto IESAI Startup Calabria. È un progetto che prevede un'attività di accompagnamento rivolto ai giovani NEET che aderiscono al programma Garanzia Giovani e che vogliono intraprendere un'attività di impresa.
È un percorso molto snello, completamente gratuito e che dà la possibilità ai giovani calabresi di verificare la sostenibilità dell'idea imprenditoriale che hanno in testa. Alla fine di questo percorso c'è la possibilità di richiedere e ricevere un finanziamento a valere su alcune misure. Self-employment, una su tutte, che rientra sempre nel programma Garanzia Giovani, oppure Resta al Sud. Questo verrà deciso all'interno di questo percorso di accompagnamento e in modo da dare la possibilità al giovane di trovare la misura più giusta rispetto alle sue esigenze. Quindi sostanzialmente si parte da quella che è l'esigenza del giovane che vuole intraprendere un'attività imprenditoriale e si accompagna, lo si forma su quella che è soprattutto la gestione dell'azienda. Forse uno dei problemi che noi abbiamo avuto in Calabria era magari partire, però poi non sapere, il giovane o il neoimprenditore ha la difficoltà a capire come poi si gestisce un'azienda, quindi questo percorso riesce a dare anche uno stimolo in più da questo punto di vista, giusto? Uno stimolo, ma soprattutto strumenti. Prendere coscienza che l'attività imprenditoriale ha una serie di implicazioni, necessita di conoscenze minime di base per poter essere svolta. Durante questo percorso formativo, percorso di accompagnamento, non tutti i giovani che lo fanno poi avranno la possibilità di richiedere il finanziamento, perché noi cercheremo di scoraggiare il giovane ad intraprendere un'attività di impresa nel momento in cui non ci sono le condizioni minime di sostenibilità. Questo è un dato importante soprattutto per motivare ma anche creare imprese di qualità. Visto che il progetto IS Startup è già partito da un po' in Calabria la situazione con l'evoluzione di questa misura e di questa iniziativa oggi a che punto è, diciamo? Beh, la Calabria sta dando dimostrazione che se si costruiscono rapporti, partenariati validi, i risultati arrivano. Ad oggi la Regione risulta tra le prime in Italia in termini di utilizzo di questa misura, sia per l'accompagnamento con il progetto IS Startup, ma anche per la nascita di nuove imprese sul territorio. Ad oggi abbiamo accompagnato oltre 880 ragazzi in questo percorso formativo gratuito e sono già 438 le attività finanziate. Questo in quasi 2 anni di attività. Siamo partiti da essere una delle ultime regioni d'Italia in termini di utilizzo delle risorse a essere diventati la prima, distanziando notevolmente anche le altre regioni italiane. E questo perché soprattutto si è fatto un lavoro sul discorso qualità di cui lei parlava prima. E forse anche per questo noi come associazione di categoria crediamo molto in questo percorso di IS Startup, nonostante molti credano che il discorso dell'agricoltura possa essere un'attività imprenditoriale che possa essere esclusa. Certo, l'agricoltura primaria è esclusa, ma noi abbiamo avuto casi in cui abbiamo accompagnato quelli che erano delle aziende di trasformazione, di confezionamento, eccetera, che quindi dei giovani che potevano investire tempo e risorse in questo tipo di percorso. E tra le altre cose, come lei precisava appunto prima, questa forma di accompagnamento poi prevede anche un accompagnamento dal punto di vista economico, perché poi subentra l'ente microcredito con il self-employment o con quelle che sono le altre misure. Noi da parte nostra vogliamo puntare molto anche sulla diffusione delle informazioni. Questa trasmissione punta molto ad informare su questi strumenti e a questo proposito noi sappiamo che da qui nei prossimi giorni proprio sia l'ente microcredito insieme ai comuni e insieme anche al discorso della diffusione del DS Startup fisserà degli appuntamenti che sono rivolti soprattutto al rapporto fra IS Startup e diciamo, le istituzioni comunali. Quali sono i prossimi appuntamenti e cosa c'è in programma per questo 2021 come programmazione di IS Startup? Sì, insieme naturalmente alla Regione Calabria con cui c'è un continuo e costante rapporto
perché l'aspetto positivo di questo progetto è che la Regione ha fatto sì che questo progetto possa essere realizzato in Calabria, e al tempo stesso la Regione ci chiede conto, non dico quotidianamente, ma quasi, rispetto alle attività svolte, e la Regione ci sta stimolando a diffondere questo strumento su tutto il territorio calabrese. Abbiamo dovuto fare i conti con la crisi legata al Covid-19 e quindi abbiamo potuto realizzare solo degli eventi online, ma adesso abbiamo calendarizzato una serie di appuntamenti sul territorio calabrese. Il primo è il 18 di febbraio, saremo ad Acri alle ore 17, per chi vuole in presenza o anche naturalmente in streaming su tutti i canali social dell'Ente Nazionale per il Microcredito, progetto IES e Startup Calabria, a presentare questi strumenti che sono un'ottima opportunità per i giovani calabresi, ai sindaci, ai portatori di interesse di quel territorio. Ottimo, noi naturalmente sosterremo queste iniziative e faremo in modo anche di assicurare la maggiore diffusione di queste informazioni, anche e soprattutto utilizzando quelli che sono gli strumenti. Io ricordo che c'è anche il canale social di IES Startup Calabria, su cui sono disponibili anche le informazioni, e c'è anche un canale WhatsApp, un numero WhatsApp su cui è possibile richiedere informazioni per quanto riguarda questo tipo di iniziative. Noi quello che teniamo a sottolineare anche con il discorso di IES Startup è poi la possibilità anche di organizzare i corsi. Diciamo che la possibilità per i giovani di seguire questo tipo di corsi ormai, per quanto riguarda il territorio della Calabria, noi siamo in provincia di Cosenza, c'è comunque una rete di consulenti che è abilitata ad offrire questi strumenti e insieme al coordinamento di IES Startup Calabria ad organizzare i corsi, giusto? Confermo, diciamo, uno degli aspetti caratterizzanti del progetto IES Startup Calabria è di aver creato sul territorio una rete partenariale tra soggetti pubblici, la Regione in primis, l'Ente Nazionale per il Microcredito, che è un'agenzia governativa, i centri per l'impiego territoriali e una serie di soggetti che erogano i corsi. Questa rete ha fatto sì che i grossi risultati che la Regione ha ottenuto potessero essere, diciamo, realizzati e consolidati. Uno stimolo che abbiamo anche da parte dell'assessore Fausto Orso Marso è quello di allargare anche il target a cui ci rivolgiamo, e a breve avremo la possibilità anche di erogare i corsi non solo ai giovani al di sotto dei 30 anni, ma anche alle donne disoccupate senza limiti di età. Ottimo, questa è una buona notizia soprattutto per lo sviluppo dei nostri territori che, come ripetiamo spesso più volte in questa trasmissione, è fatto soprattutto di piccole e micro aziende, perché sono quelle che poi sostengono la ruralità dei nostri territori e magari riprendono delle antiche attività o delle attività che sono dedicate ai piccoli centri e che con questo strumento possono trovare sviluppo. Io ringrazio il dottor Antonello Rispoli per essere stato con noi e naturalmente proseguiremo anche in altre puntate nell'informazione con la programmazione di IES Startup, e vi do appuntamento alla prossima puntata.